Buonasera a tutti e benvenuti. Le 20:02 e come promesso siamo pronti e puntuali per una nuova puntata. La puntata che precede il fine settimana, il weekend tutto organizzato da Salvo Vecchio, che tra l'altro salutiamo, questa sera non è qui con noi, però gli mandiamo un bacione grandissimo a lui e anche a Francesca. E questa sera la nostra protagonista è la nostra Federica Russo. Buonasera Fede. Buonasera. Buonasera. Non sei sola, accanto a te c'è un nuovo ospite. Io mi siedo bella comoda, che il venerdì è sempre una tragedia, si arriva al fine settimana sempre abbastanza stanchi. Dicevo, non sei sola, per la prima volta abbiamo un artista che appunto è ospite tuo, lui è Giuseppe. Buonasera Giuseppe, ben arrivato. Buonasera, grazie. Come stai? Bene, bene. Emozionato di essere qua? No, tranquillo, tranquillissimo. Ah, che bellezza, che di solito siete tutti emozionati, invece questa sera lui è tranquillo, sono contenta. Allora, iniziamo subito con il salutare, oltre che Salvo, che appunto come sapete ogni settimana fa girare i diversi artisti. Federica è stata la prima tra tutti gli ospiti in occasione del suo compleanno, era di sabato. Il primo sabato che abbiamo fatto insieme era giorno 4 gennaio. Il 4 di gennaio ci siamo trovate insieme, abbiamo fatto la prima puntata insieme e adesso siamo ritornati. Allora, ci sono tante novità che ci sono state in questi mesi. Quel giorno abbiamo presentato in anteprima il nuovo singolo, che ormai già è uscito, è ufficialmente fuori, ora dopo ne parliamo. Io voglio salutare anche tutti i nostri belli di Bella che in questo momento ci stanno ascoltando in radio. Buonasera a voi, è il fine settimana, quindi sicuramente in tanti siete in giro con la macchina. Buonasera a chi ci sta guardando sul canale 96 del Digitale Terrestre e buonasera anche a tutti coloro che sono collegati con noi tramite app, Facebook, TikTok e tutto il resto. Tra l'altro, chi vuole fare un salutino, appunto, come sapete, telefonate non ne prendiamo perché un'ora vola sempre troppo velocemente, quindi potete andare direttamente a scrivere su TikTok, così vi salutiamo di lì. Allora, Fede, la prima puntata che abbiamo fatto insieme avevamo presentato in anteprima il nuovo brano Siamo innamorata, che è uscito ufficialmente. Che giorno è uscito? il 13 di gennaio. Sì, il Gennaio. Ancora sì. febbraio non ci stiamo, quindi era il 13 di gennaio quando è uscito ufficialmente un brano che comunque già sta avendo tantissimo riscontro, come anche il tuo primo singolo del resto. Sì, belli entrambi, due generi diversi, però Ci sta. bellissimi brani tutti e due. Ci sta, un artista deve avere ogni brano che riguarda ogni genere, non ci si può soffermare solo su un qualcosa, quindi direi che è giusto anche questo. Dopo mi inizi a raccontare quello che un po' sta succedendo e che cosa stai realizzando, se ci sono delle novità imminenti, anche perché comunque ho visto che c'è una risposta da parte del pubblico molto importante, richiesta, presente in tante serate, Tante richieste, tanti commenti, tanti eventi. E questo volevo dire, già subito super apprezzata, richiesta proprio all'interno di eventi privati e non solo, e questo è quello che insomma. Ringraziamo sempre il mio manager Salvo Vecchio, che sta facendo il possibile e io lo voglio ringraziare. Direi che è giusto. Va bene, iniziamo subito a cantare, che ne dici? E dopo continuiamo a chiacchierare. Con quale brano vuoi aprire? Iniziamo con il mio brano Nascemo innamorate. Ovviamente è l'ultimo singolo della nostra Federica, che ricordiamo ragazzi lo potete trovare su YouTube, lo potete trovare su TikTok, in giro ovunque, quindi mi raccomando fatelo girare un po' all'interno di tutti i social, perché in questo modo riusciamo a far andare avanti i nostri artisti. Siamo pronti a cantare con Federica Russo. No, non giurare, tante volte stasera non viene. No, non si fa, a un cuore che si è innamorato, non ci può dicere. No, non parlare, tanto saggio che non cambia niente, resto così. Una scusa la gente non mi rinfaccia che stelle voluto pure tu. Si ti domanda stasera di la verità, mi sono stancata tu giuro quando può durare, tu non puoi scendere mai e si tende bisogno, mi sento una scema ma che forse fa. Si ti domanda stasera di la casa un chi che ti fa sbattere
sento bisogno, mi sento una scema, ma che posso fare? Se tu domani stasera dillo che son chi, che ti fa sbattere il cuore, che sua vita toi, o so che è complicato, ma una soluzione, se tu pure ci tieni, non la mai trovare. Guardalo in faccia e piglia sto braccio e dicendo che viene una storia, una scema innamorata che sa nascondere sta guardalo in faccia e piglia sto braccio e dicendo che viene una storia, una scema innamorata che sa nascondere sta Federica Russo, bravissima Fede! L'ultimo brano uscito, il secondo inedito della nostra Federica, Nascemo innamorata. È bella, è Bellissima, grintosa. bellissima questa canzone. L'altra volta l'abbiamo presentata appunto in anteprima, più si ascolta e più piace questo Più piace, brano. è vero. Devo dire che è davvero molto bello. Questo chi è che l'ha scritto? Davide Arezzi, che salutiamo. Certo che sì, la penna di Davide è sempre molto bella. Cosa stiamo combinando adesso? C'è qualcosa in preparativo? In preparazione? In preparativo? Sì, c'è qualcosa in preparazione, però non voglio spoilerare No, niente. no, a noi interessa semplicemente sapere questo. Comunque sì, Ecco, c'è anche una bella novità in arrivo. tante novità in arrivo. Vabbè, sicuramente un nuovo singolo, anche per... Non è un singolo, è una cover. Ok, quindi hai scelto questa volta di venire Sì, fuori voglio con... fare una cover. Ci sta anche perché insomma cantare dei classici, dei brani che comunque un artista può sentire suoi a prescindere quando sale su un palco per esibirsi, quindi ci può anche stare, anche perché ci sono dei brani molto belli. Esatto. Quindi poi comunque Fede lo sappiamo, chi la segue lo sa, lei canta di tutto e di più. tutto e di più. Di tutto e di più, non si ferma davanti a niente. Voi gli mettete davanti una cosa, non vi preoccupate, lei ve la fa a prescindere. Esatto. O c'è o non c'è, lei si mette là il microfono in mano e si canta. Quindi è una cosa bella e ci sta anche l'idea e la voglia di voler fare qualche cover. Si deve fare tutto, no? Qualsiasi genere, quello che ti viene proposto. E così è giusto. Ma poi comunque anche a prescindere, un artista canta anche quello che sente un po' suo. Certo. Può essere anche un qualcosa che qualche altro cantante ha realizzato e una cantante la sente anche sua e dice ok, mi voglio anche permettere di fare questa canzone, quindi ci sta anche questo. Anche perché ancora siamo all'inizio della carriera, quindi qua di strada se ne farà tanta, ha voglia di far uscire brani. Appunto. Quindi anche se ci sta in mezzo una cover, anzi ben venga anche perché significa apprezzare anche quell'artista che ha cantato quella canzone, perché significa che la canzone è bella. Sì. Va bene, allora tra un pochino leggeremo anche qualche messaggino perché ho visto che ne sono arrivati un bel po', quindi tra un po' inizieremo a leggere e salutare anche voi. Questa sera vogliamo cantare, vogliamo fare sentire la tua voce anche perché so che hai portato tanti brani. Sì, ho portato anche mio fratello. Adesso lo facciamo cantiamo cantare, insieme. adesso dopo quest'altro brano un attimino voglio capire questa cosa come nasce, perché qua c'è un genere in famiglia di musica, quindi dopo La passione per la musica, diciamo. me lo stavo conservando per dopo questo argomento qui. E dicevo, siccome la scorsa puntata, la prima che abbiamo fatto, non abbiamo avuto tempo perché c'erano tanti ospiti, quindi abbiamo cantato poco, adesso ne volevo approfittare per farti cantare di più e per far sentire la tua voce e le qualità che hai. Quindi vorrei proporre un altro brano. Che ne dici? Dedichiamo Primo peccato carnale a papà di Francesca, che sono sicura che ci sta sentendo, a Francesca e Aiano, al mio manager Turi Vecchio. un bacione a tutta la famiglia Mascali, a Salvo, a tutti con un grande bacio. Andiamo. Sei una storia vera, prima guaglione mia, non bene particolare, che nata non può morire, cammina mare in tuo cuore,
voce straordinaria, quella della nostra Federica Russo, davvero davvero meravigliosa. Io stavo leggendo qualche messaggino. Certo, vai da dietro. Dicevo, niente amore, tranquilla. Allora, abbiamo qualche salutino da fare. Voglio salutare Francesca, tesoro, un bacione grande, amore, ci manchi, ti vogliamo bene. Ti mando un bacio e riprenditi presto, mi raccomando. Poi voglio mandare, vai, puoi entrare già. Stiamo aspettando tra l'altro anche un ospite che tra un pochino arriverà, un altro ospite della serata. Poi voglio salutare Oraziuccio che ci teneva a salutare Federica, quindi lo salutiamo. Poi ancora Iano Mascali, un bacione grande, con un ti vogliamo bene anche a te, grande grande. Desi, ciao cucciola, un altro bacione arriva anche per te. Man mano che insomma vi sto leggendo vi saluto a tutti, salutiamo anche Stefania, salutiamo Alessandro, insomma salutiamo tutti coloro che sono qui. Se avete voglia di ascoltare un bel brano, se la nostra Fede lo ha in playlist, ve lo faremo ascoltare. Adesso, dato che abbiamo fatto cantare Fede, direi di andare a parlare anche con un altro ospite che questa sera è qui con noi, ovvero Giuseppe, nonché il fratello di Federica che appunto l'ha svelato lei poc'anzi mentre stavamo parlando. Quindi c'è questo gene in famiglia. Insomma, Giuseppe sei più grande di Federica, sì, giusto? Sì. Anche tu hai sempre amato cantare? Io, il genere di musica a me è piaciuto sempre, da piccolo, è stato il maestro D'Angelo. Ok. Nino D'Angelo. Vabbè, un po' tutti siamo cresciuti con Nino D'Angelo. Quindi sei cresciuto con le sue canzoni, sì. Però non ti sei mai esposto come tua sorella, sei sempre, hai di solito cantato dietro Mi diverto. Ok, quindi insomma, quando hai visto che invece tua sorella si è lanciata? Bravissima, una bella voce. E quello lo sappiamo, che è bravissima, Non voglia se è togliendo brava. i meriti a me, ha una bellissima voce, lei da piccola cantava. Ok, però diciamo che tu invece non hai mai puntato su questo obiettivo. No. Ti diverti? Mi diverto solamente e basta. Quindi non c'è idea... Senza nulla di impegnativo, cioè. Quindi non hai quell'idea un domani no. di voler No. cantare pure tu? Mi diverto. Ok, quindi insomma lui ama cantare. Chissà, io non direi mai dire mai nella vita, perché una volta che si sta iniziando a lanciare, secondo me lo vedremo sicuramente spessissimo, perché sai cosa, no? Magari delle volte è proprio difficile il partire. Poi una volta che si parte non ci si ferma più. Sembra come se in quel punto uno non ci può mai arrivare, no? Quando ci sono quei sogni che uno magari li vede irraggiungibili, dice ok, lo faccio perché mi diverto, però poi lontano dalla musica non ci arrivo a stare. Però una volta che poi ti inserisci, chissà, se piano piano, magari vedremo anche un tuo inedito, chissà se lo succederà, magari un duetto insieme, chi lo sa. Va bene Peppe, allora una volta che ci siamo un po' presentati così, direi di rompere il ghiaccio cantando. Okay. Inizierei a far sentire anche la tua voce, così facciamo conoscere anche quella che è la tua voce, se sei d'accordo. Con quale brano? Sempre perché... tua sarò, insieme. No? No, una tua, il duetto Una lo mia, fate sì, dopo, ok. Anche perché questa sera Va c'è bene, più sì, di un brano. sì, Intanto facciamo un brano tuo da solo facciamo sentire e poi un brano mio, sì. così sentiamo anche la tua voce e poi dopo anche con Fede. Con quale vuoi iniziare? Tra tutti quelli che hai portato. Che sì per me. Oh, un'altra bellissima canzone. Va bene. Allora andiamo al centro del palco. Peppe. Ora lo abituiamo anche a lui a stare in TV. Piano abitueremo anche lui. Quindi ragazzi, dalla famiglia Russo arriva anche Giuseppe Russo. Dopo voglio sentire anche tutte e due insieme. Cioè, abbiamo qui un quantitativo di brani che non ci fermiamo assolutamente. Non vado a studiare. Se tu mi aspetti alle 9 precise sto qua. Se è fatto tardi perché non ti vedo venire. Più passo tempo e più amare sta attesa si fa. Come una nuvola d'amore ti vedo stai qua. Tinto calore sti braccia mi voglio dormire. Mentre mi dice sto capita mia sopra. Coppo sapore sta bocca mi voglio fermare. Così
di che sei per me. Per tu spiegare, non basta voce mia per tu spiegare. Ma può guardare, in tacchi sto occhi a tu ci trovo a te. Si può sapere che sei per vita mia, che sei per me. Fammi sentire stemmana, che se c'è non così, di tutto ciò che sta male, quando tu mi dici che sei per me, forse nemmeno posso mai capire, guardando a te, voglio sapere pure io che sei per me. Fammi sentire stemmana, che se c'è una così, di tutto ciò che sta male, quando tu mi dici che sei per me, forse nemmeno posso mai capire, guardando a te, voglio sapere pure io che sei per me. Sì. Pardon, mi ero lasciata chiusa il microfono. Bravo Giuseppe, bravissimo. Grazie, bravo, grazie. bravo anche a Grazie. te. Che bella voce. Hai visto? In famiglia abbiamo sia la voce maschile che la voce femminile. Anche se diciamo la verità, io ho scoperto anche un altro. Ho scoperto, oddio, lo conoscete tutti quanti, però insomma, chi non lo sa, lo facciamo dire anche adesso, lo diciamo. C'è anche un altro talento in famiglia. Mio papà? Tuo marito. Ah, mio marito. Cioè, raga, Ok, mio questo. marito. Tuo papà pure, eh? Sì, diciamo che è di famiglia, questa passione. Ah sì, anche il papà. Come si chiama il papà? Mio papà Gatino Russo. Signora Gatino, attendiamo lei alla prossima puntata a questo punto, così sentiamo anche la sua voce. Non sapevo, quindi tutta la passione a voi è arrivata dal papà. Fatemi un attimino Ma diciamo capire. in famiglia, diciamo, c'è anche Simone che canta. Sì, ok, anche Simone. Cioè, In famiglia, diciamo, è una cosa di famiglia. tutti quanti, ma a voi principalmente comunque sentivate il papà che cantava quando eravate piccoli, ha mai cantato, Sì, l'avete seguito? Allora, diciamo che mio padre ha trasmesso la stessa passione che ha lui ad oggi, Nino D'Angelo. Ok. Quindi Sì, siamo ma cresciuti, diciamo, con questi. a con pane e queste musica. canzoni. Come dico, a pane e musica siete cresciuti. Esatto. Questa è una cosa che dico sempre, un po' come anche noi che qui Sono un po' emozionata per lui perché sono contenta che comunque si può fare, come si dice, si fa ascoltare pure lui, no? Ma questa è una cosa bella perché comunque tu piano piano con i tuoi piedini hai incominciato a intraprendere questa strada e la cosa bella è che appunto hai voluto portare con te un pezzo della tua famiglia perché siete cresciuti insieme tra fratelli e sorelle. Allora, in diciamo famiglia. che lui è la sorella che io non ho mai avuto. Quindi. In veste da maschio. Esatto. Ok. Lui per me c'è sempre, quindi. Allora, ti dirò, anch'io con mio fratello sono molto, molto legata. Io e lui siamo letteralmente cresciuti insieme. Io e lui ci possiamo ammazzare, ci possiamo scannare, ma guai chi me lo tocca perché posso diventare veramente cattiva. Io non sono mai cattiva, ma se tocco mio fratello, quindi capisco questo legame bello. E certe volte, sai, è anche più bello piuttosto che avere una sorella. Quando si creano questi rapporti così importanti, magari non si può condividere tutto a 360 gradi, però
però non sapremmo come sarebbe stato se ci fosse stata una sorella. Possibilmente non sarebbe stata la stessa cosa, ma sarebbe stato totalmente diverso e tremendo. Quindi anche i fratellini sono una cosa molto bella, come nel caso che abbiamo noi. Quindi passione è arrivata. E dicevamo questa cosa, comunque in famiglia c'è anche un altro pezzo che ama cantare, che è quello che tuo marito. Mio marito. Lui ancora non siamo riusciti a lanciarlo. No. A me mi sa che piano piano pure a lui lo vedremo Chi lo seduto. sa, chi lo sa. Magari per fare qualche duetto, ragazzi. Hanno cantato. Infatti, io gli dico sempre facciamo qualche cosa insieme, lui no. Prima o poi ce lo diriamo, facciamo noi la sorpresa a lui. Poi una volta che lo chiamiamo qua non può dire di no, deve venire per forza. Appunto. Quindi qualche volta la combiniamo anche questa. Va bene, allora è arrivato il nostro ospite che tra un pochino andremo a presentare. Io prima però, Fede, volevo che tu canti un altro brano, così lo facciamo preparare dopo e lo facciamo cantare. Quale brano facciamo sentire adesso? Facciamo Passione Eterna. Oh, altra meraviglia! Andiamo, centro del palco, si continua a cantare con la nostra Federica Russo. Quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Giuro che tu non sei più niente, ma giuri inutilmente, come te lascio più. Si cerca scusa gente, che hai femme non sei tu. Passione eterna mia, che posta gelosia, pure in te suona ma fa schiave te. Velena, io ti chiamo velena, quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Bello, sì bello sulla mente, ma in tuo cuore niente, no, non tiene niente più. E moro ogni momento, che suona e non sei tu. Passione eterna mia, che posta gelosia, pure in te suona da fa schiave te. Velena, io ti chiamo velena, quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Passione eterna mia, passione eterna mia. Grande classico! Grazie. Brava Federica! Un classico bellissimo che anche questa sera abbiamo riproposto e che canti egregiamente. Brava, brava, brava. Questa è la brava. prima volta che lo faccio qui. Sì, è vero. E vabbè, scorsa puntata abbiamo potuto fare solo 4. Quanti ne abbiamo fatti? 4 scorsa Mi pare puntata? di sì. 4 puntate, così 4 puntate. 4 brani abbiamo fatto scorsa puntata.
perché il tempo era sempre di 60 minuti e c'erano tanti ospiti, anzi siamo riusciti a cantare perché altrimenti non saremmo arrivati nemmeno a fare quello, e chissà ancora quanti ne canterai per la prima volta qui. Ha voglia di cantare brani, ha voglia Fede, questo è solo l'inizio. Allora, già la prima mezz'ora è volata, quindi tra una chiacchiera e l'altra vedi come vuole il tempo. Abbiamo un ospite, direi che è arrivato il momento di presentarlo e farlo arrivare qui insieme a noi. Lui anche è la prima volta che viene all'interno dei nostri studi, anche io devo dire che la verità non lo conosco, è la prima volta, quindi insomma siamo davvero molto contenti quando iniziamo a conoscere anche voci nuove, artisti che salgono sul palco qui su Bella. Quindi facciamo un applauso, stiamo parlando di Giovanni Tricomi. Mi presti il microfono? Buonasera Giovanni, Buonasera. ben arrivato. Vieni. Ok, sediti lì. Ben arrivato, una new entry, diciamo, qui su Bella. Dico una new entry qui su Bella, è la prima volta che vieni. Emozionato? Sì, la prima volta. Emozionato un pochetto? Un po'. Ecco, visto beh, è così, bello emozionato. Allora, questa sera tu hai scelto di portare delle cover, giusto? Di un grande artista. Gianni Vezzosi, Ok, quindi sei un fanatico di Vezzosi? malato. Ok, abbiamo un Nino D'Angelo, un D'Angeliano, un Vezzosiano, comunque... È una Emiliana Cantone. È una cantonese. Ecco. Che quella però mi fa venire fama a dire cantare. Dobbiamo trovare... Comunque sì, tu sempre hai detto questa cosa, che sei amante di quelle che sono le sue canzoni. Devo dire la verità, a me Emiliana Cantone piace tanto, è molto elegante, molto raffinata, anche nella scelta musicale, ha uno Poi stile... ha una bellissima voce. Sì, a parte, devo dire la verità. Quindi cresciuto tu a pane e musica con Vezzosi, sei ancora molto giovane, ancora non hai creato brani tuoi? No, ce n'avevo una sola, ero Ok. più piccolo, potevo dire l'età di 13 anni. Oh, quindi è troppo vecchia. Adesso Sì, sei sì, rientrato nel campo musicale, quindi ti stai iniziando a far conoscere così, c'hai in mente l'idea di andare a creare qualche brano tuo? Sì. Ok, quindi ragazzi prepariamoci, perché mi sa che piano piano inizieremo a conoscere anche Giovanni Tricomi. Adesso con quale brano ti vuoi esibire? Quale ci farai ascoltare? Lui non sa. Ok, centro del palco, iniziamo con questa e poi dopo annunci la prossima. Ve lo lasciamo, Giovanni Tricomi. Cananını vuoi facci mamma da lui, tanto questo va dormire. E approfittiamo quando manette per lavoro e valutare la città. Lui non lo sa, che io sto qua. Quando ti chiama per telefono e ti dice che poi presto tornerà. Ti chiede tutto bene, tu rispondi che tu non ti preoccupare. Lui non lo sa. Quando lei con me, giusto io che ci rompo st'amore, giusto io che ci passa nottata, e mi sento che tutto è sbagliato, io volessi che fornire. Faccio che da me, sarà tu quando stai da casa, faccia parapato sempre a fare tu, e mi metto un coppo di mano, guardami a te che fu. Quando sta là, sei troppo bravo a nascondere e continui sempre ancora recita. Non ti fai accorgere che per una settimana sono stato sempre là. Lui non lo sa. Canto niente con me, giusto che ci rompo st'amore, giusto che ci passa in nottata, e mi sento che tutto è sbagliato, io volessi che fornire. Faccio che da me, sarà tu quando stai da casa, faccio parapato sempre a fare tu,
e mi metto per capo di mano guardo la mia TV. Grazie. Faccio che la capire sarebbe tu quando stai da casa. Faccio parapato sempre che fai tu e mi metto per capo di mano guardo la mia TV. Tu sai che faccio peccato, ma sei più forte di me che posso fare. Ora si sa che non siamo amici, e non tutto chi sta può fornire, ma io continuo ancora a rubare chi sta muro, perché non posso far bene chi sta passa, chi sta mucca, e chi sta in mano, sti capiti. E se non giorno tutto questo veramente avesse a fornire, non mi ha toccare, non mi cercare, perché forse sono morto già. Adesso vi farò ascoltare Gianni Vezzosi, Infatuazione. La nostra non è solo infatuazione, non è un film, non è una finzione. Solo quello che vado ci capiamo, solo quello che vado ci spugiamo. La tua parattina nata non mi morte, cacciata ingannata non fa niente. E vado pure tu ci si fa male, e tutto riesce non conta più niente. Non mi riesce niente, siccome a me sento forte questa voglia, ma la parte che c'ha, sto che ho fatto di giuro volesse fermare questo tempo, quando mi riesce fai apparire da voglia, con tutti i panni per sto vuoto facciamo noi amore. Ti sento troppo forte di me, sarà perché sta con questi capelli che so che tu che parlano di stelle. Adesso ingannata a me stessa e dico, ma come fate a dire? Ma come fate a te fare così tanta pelle? E rimaniamo con sapore amaro, quando mi scalo di chi sta amore, e ci amo accontentare telefonate, quando sappiamo che potremmo fare. No, non parlare, non mi riesce niente, siccome a me sento forte questa voglia, ma la parte che c'ha, sto che ho fatto di giuro volesse fermare questo tempo, quando mi riesce che fai apparire che voglia, con tutti i panni per sto vuoto facciamo noi amore. E mi trovai il latte, poi ci righe le pace e poi ci stringhe le braccia. A noi per studio, ma con bottazzo papà, siamo noi ambutanti di questa vita e ci chiamiamo come a te.
complimenti Grazie. Giovanni. Questa sera abbiamo fatto anche un'altra bella scoperta. Bentornato allora nella musica anche a te. Ringrazio. Adesso aspettiamo anche il tuo brano. Ha già in mente qualcosa? Hai già scelto da chi farti scrivere un Già qualcosa? un provino salvato, me l'ha scritto ok. Gianni Vezzosi. Oh, bene, allora sarà un altro capolavoro anche Quindi questa. più presto ci saranno altre nuove novità. Perfetto, ne sentiremo parlare. Ti vuoi sedere con noi o vuoi salutare? Dimmi tu. Preferisci stare qui con Uguale, noi? non mi cambia. Ok, siediti qua con noi, allora stai con noi fino a fine serata, anche perché insomma adesso direi di ritornare insieme a Federica e a Giuseppe. Giovanni, presta il microfono a Peppe, così poi dopo facciamo anche la foto. Tra l'altro sono arrivati anche tanti commenti dove ti facevano i complimenti, quindi insomma ringraziamo tutti, non ho portato il telefono, ovviamente sono arrivati per tutti, ma che ve lo dico a fare. Allora, poc'anzi mi avete detto che ci sono anche dei duetti che avete preparato insieme tutti Sì, e sì, due. sì. Ok, io direi che è arrivato il momento di farne sentire qualcuno, anche perché già sono -20, quindi o cantiamo qua, altrimenti va a finire che non arriviamo più a far nulla perché abbiamo una scaletta abbastanza lunga. Avete portato 2 duetti, giusto? Direi di farne assaggiare uno, assaggiare proprio, così, Ok. come un gelato. Annuncialo tu. Sì, per sempre tua sarò. Oh, Ok. ovviamente, andiamo, questa la cantiamo tutti quanti, che penso la conosciamo tutti. Con la mente un po' stanca, con il cuore a pezzi, sto pensando a te. Alzo gli occhi nel cielo, al posto del sole una nuvola c'è. Mangio un altro ricordo sul letto di un prato vuoto senza te. Ed un fiore appassito muore lentamente, muore insieme a me. Per sempre tu sarò, mai non ti lascerò. Noi siamo cielo e mare, siamo nati insieme a te. E credeva che l'occhio che abbagliavano cuore che guardava a te. E ogni giorno più forte se facevo bene a voglia di volere. E il tuo seno cresceva giorno dopo giorno, sempre un po' di più. E il mio viso bambino diventava grande fra i capelli tuoi. Per sempre tu sarò, mai non ti lascerò. Se tu mi stai vicino, caricino sempre a me. Queste mani più fredde, che non voglio niente, che non voglio campare. Torna a rete con tempo e ti incontri in da vita che è passato già. Ed un giorno diverso, un giorno di sole, un giorno insieme a te. E quel fiore appassito non sta più morendo, vuole stare con te. Per sempre tu sarò, mai non ti lascerò. Il pane del domani lo dividerò con te. E facevo il progetto, sappi da schedire, io capo insieme a te. E suonavo una chiesa e tu vestito in bianco che aspettava a me. E voleva una casa e un figlio tale quale a te. Poi impicciato si suona con fuoco non male che tu hai fatto a me. Per sempre tu sarò, mai non ti lascerò. Se tu mi stai vicino, caricino sempre a me. Bellissimi ragazzi, siete stati bellissimi Grazie, e bravissimi. grazie. Soprattutto il 5 finale, anche perché da queste
4 parole che io ho scambiato insieme a voi. A Fede la conosco. Peppe sembra un ragazzo abbastanza riservato, no? Sì. Quindi si vede che sei molto riservato e anche un po' timidino, secondo Sono me. uno, diciamo, che parlo molto, però la mia sorella la voglio tantissimo bene. Infatti volevo dire proprio questo. Sono una sei- persona che stai sto sempre chiuso, accanto, secondo me, in qualche modo. Esatto, e volevo dire proprio questo: sei molto riservato, però lì c'è stato quel momento dove hai fatto trapelare tramite quel Abbiamo fatto 5. una canzone insieme, sempre un duetto di Nino D'Angelo, no? Sì, Ok. Ha fatto 1.700.000 Sacco visualizzazioni di su TikTok. visualizzazioni. Quale avete fatto? Ciao amore, senza giacca e cravatta. E l'avete portata? Dai! Stasera no, va bene, quindi automaticamente sarà invitato nelle prossime puntate. Comunque, era questa un'altra cosa che volevo dire. Non è sempre facile trovare una voce maschile e una voce femminile che riescono, ecco. Invece voi l'avete fatto. Cioè, voglio dire alla una cosa, stragrande. scusa, è un aiuto in più magari per cercare di aiutare l'altra persona, Certo. secondo me, cioè a farla conoscere, anche questo è un aiuto. Che siete belli, vi guardo tutte e due, siete davvero belli. Quando il legame della famiglia è unito, questo è l'esempio. Lei che ha espresso tutto l'amore, lui che in maniera indiretta ci arriva, no? Non lo dice, però tu per vie traverse lo fa capire, ed è una cosa molto bella perché si sente proprio a vibrazione il bene che vi volete. Mandiamo un altro salutone a Salvo Vecchio, ragazzi, a Certo, Francesca. salutiamo Francesca, un salutiamo saluto a tutta la famiglia Salvo Vecchio. suo Lo ringrazio suocero, sua suocera. per avermi scelto e lo ringrazio tantissimo. Una buona serata in famiglia. Gli mandiamo un bacio anche perché appunto questa sera loro non sono potuti essere qui, però Franci l'ho vista che scriveva prima, quindi gli mandiamo un bacio, anche allo zio Iano ho visto, quindi un bacione anche a lui, e Salvo che sono sicuro è lì dietro le quinte, c'è Franci che scrive e lui è dietro le quinte. Vedremo un pochino che cosa succederà andando avanti. Fede, facciamo un altro brano, che ne dici? Sì, facciamo Occhio assai di Maria Nazionale. Va bene, allora andiamo al centro del palco e poi dopo voglio un altro duetto di tutti e due, perché visto che c'è stato questo che ha avuto questo successo, sono sicura che è un altro di Nino D'Angelo che avete... No, non mi dite niente, poi lo diciamo dopo, ma conoscendo, insomma, avendo un po' visto quello che qui si sta masticando musicalmente parlando, già riusciamo a intuire qualcosina. Andiamo Fede, si continua a cantare. Dei tuoi amori passati, delle donne che hai avuto, che legate hanno dato. Base. Forse catena, nove
c'è stato un brava. piccolo intoppo che sentivo piano la base, perché questa è fatta a tastiera, Ok. quindi si sentiva un po' pianuccio, però va bene. E non ti preoccupare, l'importante è rimediare. Quando succedono queste cose, ovviamente tu lo puoi dire benissimo al microfono, non succede nulla perché non abbiamo provato le basi, non abbiamo provato nulla, però questo è quando si canta live. La faremo rifare giusta questa base allora, prima sì, o purtroppo poi. l'abbiamo fatta fare dal maestro Calogger, quindi la dovevamo passare sul computer, la dovevamo Ok. fare aumentare. Perfetto, Però non vabbè. abbiamo avuto tempo, quindi. Va bene, non ti preoccupare, abbiamo Sonny che è super attivo. C'è Sonny che è super bravissimo, no? Attivo. Riesce a fare tutto. La prossima volta glielo dici prima e lui in 2 secondi te la sistema prima di entrare in diretta. Vabbè, questo raga, quando si canta live è questo, così facciamo vedere che la nostra Federica appunto sta cantando live, come anche Peppe, come ha fatto anche Giovanni. Insomma, questa sera devo dire che è una bella puntata. Quando si canta live è molto diverso, è più bello, è pieno di emozioni, anche perché quando si canta live, lo dico sempre, si può trasmettere un'emozione diversa, si può cantare la canzone anche come la si sente, perché possibilmente un giorno la canti in un modo, un altro giorno la canti in un altro modo, un po' anche a come ti senti in quel momento, le emozioni che stai vivendo in quella determinata situazione ti permettono di esibirti in modo diverso, trasmettendo anche al pubblico quelle che sono le emozioni che riesci a sentire tu. Quindi complimenti a voi ragazzi, davvero complimenti. Facciamo un altro duetto insieme tutti e due? Ok. Ok, sì. Cosa c'è adesso che bolle in pentola? Ce lo svelate? Quale hai scelto? Allora è stato Peppe che ha scelto le canzoni da fare tutte e due? Insieme Sì, abbiamo sì, scelto. sì, Ok, insieme. e quale avete scelto adesso? Allora, adesso c'è una canzone di Nino D'Angelo, Ciao amore. Oh, non avevo Bellissimo. dubbi che sarebbe Bellissima stato questa sempre canzone, questo stile. bellissima, Molto romantica, bellissima. Devo dire che hai anche una bella scelta. Complimenti ragazzi. Vediamo un po', anzi ascoltiamo un po' quest'altra meraviglia qui. Una promessa mi ha fatto, ma aspetti, lo sai non posso stare lontana da te, ma vuoi bene sì o no? Assai vorrei fermare sto treno con ste mani, ma forza che mi dà. Se te ne vai, dove andrò senza te io non lo so, a parlare col buio mi fermerò, con l'amico più caro mi sfogherò, con la voce sempre più stanca. Dove andrò senza te io non lo so, sulle mura il tuo nome scriverò, solo nel letto impazzirò, la tua foto sul petto e griderò. Grazie amore, Viva sulla te, t'ho giuro, vorrei fermare i minuti che sta vita per restare insieme a te per sempre. Geloso sotto vento si ti spiano e non ti da portare nessuno. Dove andrò senza te io non lo so, a parlare col buio mi fermerò, con l'amico più caro mi sfogherò, con la voce sempre più stanca. Dove andrò senza te io non lo so, sulle mura il tuo nome scriverò, solo nel letto impazzirò, la tua foto sul petto e griderò.
Grazie. Volevo dire una cosa, questa canzone è piena di corse. Di corse, è vero. Vieni qua, non ti fermare. Noi dovevamo fare l'ultimo brano, però siccome sei qua, ho visto quanto sei emozionato, ti voglio fare un'altra canzone e poi faccio chiudere a Fede. Sì. Dai, veloce, dai, quale? Subito, a Canto per te, Nino D'Angelo. Dai, subito, che ci piace questa cosa, non vi faccio fermare. Io te ricetto e basta, non ci vedremo più. Io non ti voglio bene, scordati pure tu. E invece ti ricetto una bugia, per non ti fa soffrire vicino a me che ero sposato e padre figlio. E mai felice ti potevo fare. E tu la sai così, che niente in braccio a me, quanto ti tinta lacrime tenevo. Ma non ti ho fatte bene, faccia a te. E te la sai, ma tu desiderava, perché io troppo bene ti volevo. E mo canto per te tutte canzoni che io ti cantavo per te far felice. E quando canto sento sta con te. Grazie. E te la sai, ma tu desiderava, perché io troppo bene ti volevo. E mo canto per te tutte canzoni che io ti cantavo per te far felice. E quando canto sente sta con te. Grazie. Che bella scoperta che abbiamo fatto questa sera. Anzi, due belle scoperte. Va bene, allora noi siamo arrivati in chiusura. All'impiedi, raga, che facciamo la foto ricordo, che come sempre vi dico che potete trovare sia sul profilo Facebook che sul profilo Instagram di Bella. Lì trovate le foto di tutte le serate. Ragazzi, tu sei troppo alto, sai? Sei troppo alto qua, mi sento una... Datemi uno sgabellino! Abbracciamoci, ragazzi, 1, 2, 3, guardate Sonny, cheese! Grazie, il nostro Sonny, il fotografo della situazione. Allora, noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata meravigliosa. Iniziamo con Giovanni. Vuoi fare qualche salutino? Peppe, passagli il microfono se vuole fare qualche salutino, che dopo te lo faccio ritornare. Ok, volevo ringraziare a Salvo Vecchio che mi ha promesso di venire qui. Certo, assolutamente. E lo apprezzo molto. E salutare a mio padre, a mia madre, a mia moglie. E direi, scusa, quello è il minimo che si può fare in questi casi. Ad un mio amico stretto, si chiama Simone Di Pietro, sperando che mi sta ascoltando. Ok. E tutti i ragazzi del 15. Perfetto. Passa il microfono a Giuseppe. Grazie Giovanni, mi raccomando seguitelo. Io volevo ringraziare Salvo Vecchio che mi ha invitato, e poi un saluto in particolare alla mia famiglia che mi sta seguendo, che è a casa. Un abbraccio e grazie. Grazie anche a te. Allora, Fede, adesso ti lascio il microfono a te. Noi, perché comunque vuoi fare qualche ringraziamento speciale in particolare? Ringraziamo sempre Salvo, tutta la sua famiglia, e saluto mia mamma e mio papà, i miei figli che mi stanno guardando.
Basta. Tutti belli di bella. Va Tutti belli bene. di Allora, ragazzi, la replica della puntata sarà martedì sera, quindi questo ve lo dico. Chiuderà Federica con il suo singolo, il suo primo singolo, tra pochissimo. Vi ricordo anche che la puntata la potrete trovare sul canale YouTube di Bella. L'appuntamento è per venerdì prossimo, scopriremo quale sarà l'artista. Grazie a Salvo Vecchio, grazie a Francesca, grazie a tutti belli di Bella. Vi auguriamo un buonissimo weekend, rilassatevi, la programmazione su Bella riparte lunedì e che dire, una buona serata a tutti, una buona notte, ciao! E vorrei chiamarti questa sera, ma una scusa non la trovo più. Sei stato tu a dire è venuto, mentre volevo riuscire di mano. O cuore mio ancora non lo sa, che ieri killer non va. Sicuramente si fosse saputo, ma avesse ritta stregnere più forte. Tu come stai? Dove sei? Ti ricordo ancora prima vaso. Io e te ci abbiamo suonato una vita diversa. E mo chi perde solamente il cuore, l'ultima vaso, l'ultima parola. E poi tu per la strada tu, io per la vita mia, ma non mi son capito ad ancora. Perché chi perde solamente il cuore, magari c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Tu che la notte ti portate suonami insieme con te. Amo ancora te. Fanno male pure tutti quei ricordi incancellabili, che le sere strette noi abbracciate, roba fatta amore. Hai distrutto questo grande amore, senza una ragione me l'ha lasciato sulle senze te. Perché chi perde solamente il cuore, l'ultima vaso, l'ultima parola. E poi tu per la strada tu per la vita mia, ma non mi son capito ad ancora. Perché chi perde solamente il cuore, magari c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Tu che la notte te portate suonami insieme con te. Perché chi perde solamente il cuore, magari c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Che la notte te portate suonami insieme con te. Tu che la notte te portate suonami